Guarda dove li ha messi, guarda. Maria Bella! Come stai? Vieni qua, fatti dare un bacio, Ma che non ce si ne può, frega. no, I giocatori fanno quello che vogliono. Maria, fatti abbracciare! Il bacetto, Oh, e che... bello. I giocatori, i calciatori fanno quello che vogliono, perché noi non possiamo fare quello che vogliamo, non l'ho capito. Anche quello è vero, sì, è vero, È vero, no, poi Maria ci ha fatto fare 1000 tamponi, cioè sono di... Da lunedì che stiamo a fare i tamponi. E che? E ci ha fatto fare il serologico, il tampone per vedere se avevamo gli anticorpi. Due molecolari, molecolari, i due istantanei, fai l'altro serologico, l'esame delle urine. Però tutti i tamponi ci ho fatti. Poi a un certo punto ci hanno visto anche un po' ingrassati. Ragazzi, per il test di gravidanza da quella parte. No, è stata la quarantena, abbiamo messo qualche chilo. Tutti si fa, fatti laboratorio analisi. Sì, la clinica, bella. Clinica Santa Maria. Bello, no? A me piace, come dire, no? Sì. Fai tutti i tipi di test. Sì. Allora metti all'accettazione, metti a Tina Cipollari. Sì, che quella parla con tutti i mennoni fuori sì, così, sì. mennoni fuori sulla scrivania. Poi allora l'alcol test è Gianluca Grignani, sì, che fa gli alcol test. Ancora con Grignani. È contento un sacco, l'abbiamo sentito, ha detto dite che mi ubriaco sempre, ha detto lui al telefono. Felice. Comunque Maria, noi siamo qui per un motivo ben preciso. Lo dobbiamo annunciare. Lo dobbiamo annunciare qui. Se abbiamo scelto questo studio perché era giusto così, siamo contenti di farlo qui perché abbiamo la data. Era ora. Il 16 aprile partirà il nostro primo programma su Canale 5, Felicissima Sera! Questa rete qui! Che lo parto! Ne abbiamo fatto di strada, Mariana, abbiamo fatto di strada. Noi vogliamo fare una cosa come te perché tu puoi fare tutto. Tu sei l'unica che riesce a tenere una scuola aperta in pandemia. Sei l'unica in Italia. A te, ministro dell'istruzione, che dobbiamo fare? Vabbè, l'ha fatta l'Azzolina, lo possono fare tutti quanti. Con una scuola così, secondo me, altro che ministro. Tanto stanno facendo a tutti, ministri. Quante cose che sono cambiate in questi anni che non ci siamo visti. Sono passati quasi 2 anni che non... Sì, è tanto. È tanto tempo. Che non stiamo qua, sono successo un sono caduti un sacco di governi. È la pandemia, la pandemia ha cambiato le nostre vite, Mari. È caduto Trump, al posto di Trump si è messo quello là, Biden, che mo vuole dichiarare. Conte pure, mo sta... Sono caduti tutti. L'unico, Maria, l'unico che non è caduto e sta bullonato al suo posto, lo sai chi è, Maria? Lo sai chi vuoi? Rudy Zero, sto bastardo. Sta sempre qua, non si schioda dalla sedia. Ma che c'hai? La vina l'ha attaccata, Rudy. Maria, ma ti danno dei contributi statali per tenerlo? Sei obiettore di coscienza, perché? Perché stai in tutti i programmi così? Che c'ha di più di noi, Maria, oltre allo stipendio? Diccelo. Che c'ha quest'uomo? No, comunque lo sai qual è il fatto bello di Rudy? Che fino a 2 anni fa noi potevamo dire tipo, oh, quanto fa schifo Rudy Zerbi. Senza che nessuno ci attaccasse. attaccasse. Quanto è brutto Rudy Zerbi. Che è vero. Quanto è raccomandato Rudy Zerbi. Quella però non si può dire più niente perché ci sono un casino di associazioni. Però noi lo vogliamo dire qui, in anteprima, dillo. il nostro programma che parte, non so se l'ho già detto, il 16 aprile parte il programma. Il titolo però non l'ho detto. Felicissima Sera. Parte il programma 16 aprile. Voglio dire una cosa, queste associazioni che hanno sempre qualcosa da dire, voglio dire a noi ce ne frega niente. Con questo programma noi faremo la rivoluzione, perché a noi ce ne frega niente. Bravo, l'obiettivo, Maria, è che veramente, ma non si può dire più niente in televisione. L'obiettivo è farsi chiudere dopo 5 minuti, Maria. Vediamo che succede. No, ce la potete fare. No, ma lo so perché veramente non si può dire più niente in Italia. È un casino, cioè pure in famiglia non si può più scherzare. Niente, io non vedevo mia mamma da un anno, pandemia, quarantena. Ho visto mia mamma, ho detto, ma comunque sei un po' ingrassata, hai messo qualche chiletto. Mi ha denunciato, Maria. Mi ha denunciato, mi ha portato in questura, figlio di grado, è successo un casino, non si può più dire niente in Italia, ragazzi. Ma voi diteci, se noi non possiamo offendere più a nessuno, io è questo, che mestiere dobbiamo fare? Che mestiere? Dobbiamo andare a lavorare, alle poste dobbiamo andare a lavorare. Ma non diciamo le poste, sennò poi ci denunciano quel delle poste. Vedi, non puoi dire le poste, poi domani i postini, perché che andiamo noi i postini? Non un cazzo pure i postini, Maria. Non si può dire più niente, è diventato uno schifo in Italia, un paese di perbenisti dove ognuno... Di che dobbiamo parlare? Dobbiamo venire qua secondo loro e dire, Maria, che ti sei mangiata ieri? E insomma, comunque Maria... 16 aprile 2021 parte la rivoluzione, ma non lo voglio dire più. Felicissima Sera. Siamo contenti di annunciarlo qua questo programma. Lo sai che cos'è che ci è piaciuto? A parte i plexiglas, bello, tutto in sicurezza, abbiamo letto proprio lo statuto, visto anche il pomeridiano che fai, sono cambiate un sacco di regole. Cioè abbiamo visto che adesso tu entri con la voce in casa. Sì. Come il supermercato, San Giovanni alla casa tua.
Preghiamo le coppie che si sono create nella casa di non accoppiarsi vicino al banco frigo, grazie. Enula, acqua Enula a 2,50 €. E beh, come sole enigmista. Ma sembri la voce di sole, enigmista. Sì, è vero. San Giovanni, voglio fare un gioco con te. È bellissimo sto fatto, Maria, mi fa impazzire. Però caro San Giovanni e cari ragazzi, perché è bello sempre parlare da ragazzi a ragazzi, anche quando vi diranno siete stati eliminati, non va bene, fate schifo. Non mollate mai, non dovete avete il mollare talento. mai. Mai ragazzi. Solo Perché- una faccia dovete tenere a mente, qua, la dovete appendere nella vostra casa e nelle vostre menti, tutti quanti. Tutti. Perché se ce l'ha fatta Stash, ragazzi, ce la potete fare tutti. Ve lo dovete Tutti ce la potete ripetere fare. sempre, se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anche io. Se ce l'ha fatta lui, ce la... Bastardo! Ce lo frega! Ma che siamo tamponati, Abbiamo fatto che 18 siamo tamponi. tamponati. No, però auguri, è diventato papà. Gli avete fatto gli auguri a Sta? Assolutamente sì. Senti, ma la bambina, dico, che mo comunque hai bisogno di un po' di soldi. Hai già fatto il battesimo alla bambina? No, ancora no. Maria diventerà la madrina della bambina. Secondo me sì. Ma quando è leccaculo, Maria quando... Ma bravo, cambia pure il bravo. nome, Maria Grace la chiami. No, che quello ti fa il regalo grande, ti regala il Molise. Fatemelo dire perché è sempre una cosa bella. A proposito di bambini, Sì. glielo vogliamo fare un grande applauso a Stefano De Martino! Tanti auguri ancora, diventa di nuovo papà, grande Stefano! Un altro bimbo che arriva a casa De Martino Amen. diventa nuovamente papà, finalmente è un fratellino per Santiago. Amen. Amen. Che succede? Non è suo. Ah, non eri tu nella fotografia? No, non è... Maria Belen se li prende tutti uguali, io non capisco. No. Lei li prende, li attacca alle orecchie e si fidanza. Non avevo capito, quindi non è. Ma È quell'altra. come l'hai presa? Tutto a posto? Tutto a posto. Com'è che si chiama? Antonio Spina Spina C? B, Com'è che si Antonio chiama? Spina B. Ando, vedi che Ma non stai si in pronuncia. rapporti, vi parlate, vi sentite oppure. Tutto a posto, beh. E io lo conosco, un bravo ragazzo, fa il parrucchiere, è bravo come O ragazzo. parrucchiere. Che? No, dico, dal parrucchiere si doveva. Comunque, Mannaggia la miseria. Stefano, E due ciampi non li potevi fare pure tu. Per me è un lavoro non ridere alle loro battute, perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere, quindi se rido poco Ma soffendo se loro. ridevi offendevi la categoria dei parrucchieri. Associazione parrucchieri italiani, cacava il cazzo domani. Sicuro. e invece l'hai presa in maniera sportiva, bravo. Comunque Maria, noi oggi dobbiamo andare perché ci parte il programma. Rete Ammiraglia, Il canale 16 5. aprile. 16 aprile, aprile, felicissima sera. Nelle prossime puntate vi diremo anche una sorpresa perché ci sarà un ospite che sarà... No, tu, Rudy, veramente. Se no poi chiudiamo... Che chiamiamo a cani e porci, bro. Poi ve lo diciamo, ciao, ma che vuoi? Ci volete dare un bacio? No, un altro bacio. ci vuoi fare una baciata? No, l'abbiamo già baciato. Maria, una bella marchetta fatta da te. 16 Ti fa aprile, del 16 aprile, In camera. felicissima sera, canale 5. felicissima sera, canale 5. Prima serata. Prima serata. Chi ci sarà? Sulla rete Ammiraglia, Canale 5. Chi ci 9 sarà reti come Maria De secondarie. Filippi con Pio Medeo. Alla prima puntata Alla di tu, prima puntata. hai fatto